La regione siciliana si fa carico di un'interlocuzione con Roma per attivare le politiche attive del lavoro necessarie al rilancio dell'ex Blutex di Termini Imerese per il riconoscimento del lavoro usurante e quanti rientrano in questa fattispecie al fine del prepensionamento. Questo quanto emerso da un incontro sulla vertenza della zona industriale del Palermitano, convocato dall'assessore regionale alle attività produttive di Tamaio nella sede dell'assessorato in via degli Emiri a Palermo. L'area industriale di Termini Imerese, a oltre 11 anni dalla chiusura del grande stabilimento Fiat, ha cercato e trovato una nuova strada. Le aree attualmente occupate da aziende fallite o sequestrate vanno liberate e messe subito sul mercato. In questo senso è scesa in campo anche la Guardia di Finanza per effettuare controlli, verificare lo stato attuale delle aree e la priorità delle aree libere, lavoro che può tornare utile al Consorzio ASI in liquidazione e quindi realizzare vendendo le aree disponibili. In merito abbiamo ascoltato il commissario liquidatore delle ASI della Sicilia occidentale, onorevole Michele Cimino. Le maggiori criticità sono state soprattutto legate a ricostruire il censimento dei beni immobili e anche dei lotti dei terreni. Io, nella qualità di commissario liquidatore delle ASI della Sicilia occidentale, sto cercando di fare chiarezza sia nel ripristino delle attività contabili, quindi del bilancio dei vari consorzi ASI, sia del censimento del patrimonio che è indispensabile per creare le condizioni delle manifestazioni di interesse, poter vendere e poter liquidare. Io ritengo che da questa liquidazione si possa riuscire a far rivivere la leggenda dell'Araba Fenice, che da queste iniziative di liquidazione possono nascere delle imprese serie che aggrediscano il mercato, possono dare posti di lavoro e rendere quest'area un'area veramente industriale dove tanta gente possa cominciare la propria attività. C'è una buona disponibilità di aree perché fortunatamente vi sono anche alcune aziende sane già insediate e so che il governo della regione siciliana, con l'assessore Tamaio che segue in prima linea tutte queste criticità, sta anche predisponendo un disegno di legge urgente per accelerare la vendita di questi lotti e anche di questi capannoni, che oggi purtroppo sono dei rustici industriali, ma che sicuramente delle start-up e delle imprese potranno valorizzare